Allora Alice, possiamo dire definitivamente chiuso il capitolo infortunio? Oggi hai fatto una doppietta, una ottima prestazione, cosa vuoi di più? Niente. No, beh sì, è importante sicuramente la prestazione, poi quando arriva il gol per un attaccante dopo non so neanche quanti anni, bene direi, è più che bene. Oggi ti hanno fatto tantissimi complimenti anche dalla tribuna perché giustamente rientrare a piccoli passi, ma come hai fatto te, non è da tutti, insomma. Vabbè, insomma, il calcio è sempre stato per me tutto e rientrare significava avere un po' più mettere un po' più di impegno, un po' di sacrificio questa volta e si sa, l'impegno tante volte paga e quindi stavolta sono contenta. Direi proprio che ha pagato benissimo perché hai dato continuità in tutte le prestazioni anche da pochi minuti quando all'inizio entravi per 10, insomma. Sì, bisogna avere pazienza, insomma, dopo 2 anni che uno non gioca bisogna avere pazienza perché le cose non vengono tutte subito e ogni volta ho cercato sempre di dare qualcosa in più, di mettere qualcosa in più, di prendere coraggio perché alla fine è quello più che altro ed è andata bene fino ad arrivare ad oggi che fare il gol era, diciamo, la ciliegina sulla torta, ecco. Ora c'è una settimana importantissima perché domenica c'è lo scontro diretto. Domenica è una di quelle partite proprio belle da giocare, le partite che ci aspettano per un campionato, perché quelle in cui si gioca tanto sono quelle per cui ci si allena, si fa sempre fatica e quindi venga questa riostese. Allora mister, 3 punti oggi con l'Oristano, volevi questo dalla tua squadra e soprattutto che si potessero portare a casa il prima possibile per poi dar spazio alle altre. Sì, veniamo da 15 giorni di richiamo di preparazione, quindi le ragazze hanno lavorato bene, magari era un attimino più pesante e sapevamo che la differenza tecnica e di classifica prima o dopo veniva fuori, sono state brave ad affrontare la partita subito nel modo giusto, così ho dato la possibilità a chi finora si è sempre impegnato durante la settimana, però ha avuto pochi minuti nelle gambe per giocare la domenica. Sono entrate quelle che hanno giocato meno, tipo la Checca Zanella, la Modolo, la Mella eccetera, e sono entrate bene e hanno fatto benissimo. È una settimana che questa che porta allo scontro diretto importantissimo giustamente contro l'Ariostese. Sì, e noi le abbiamo vinte tutte, loro anche, quindi domenica chi avrà più fame, più cattiveria, più voglia di portarsi a casa la posta in palio e ne uscirà vincente. Non è l'ultima possibilità, è una partita importantissima che dobbiamo affrontarla con il miglior vittorio. Anche perché il girone di ritorno finisce con il Trento. Sì, quindi dopo... Scusa, il girone d'andata, scusa. Quindi dopo, oltre la Diocese e il Trento, dopo c'è tutto il girone di ritorno, quindi noi dobbiamo essere sempre attenti e concentrati di fare il nostro. Se noi facciamo il nostro come sappiamo fare, sono problemi per tutte. Se invece cominciamo a specchiarci e dire siamo belle, siamo brave e vinciamo facilmente, lì allora cominciano un attimino i problemi. Comunque brave anche oggi.